Bene, buongiorno a tutti i colleghi che sono in ascolto e in visione di questa ulteriore offerta di formazione da parte di Job Orienta e della squadra diciamo, che si è occupata della formazione degli insegnanti. Abbiamo con noi l'ispettrice, dirigente tecnico, dottoressa Laura Donà, coordinatore del servizio ispettivo dell'ufficio scolastico regionale, e la collega, amicissima Francesca Favino, con cui ho avuto anche il piacere di collaborare in passato, per un argomento molto interessante e direi proprio alla pagina, alla frontiera della nostra esperienza didattica di queste settimane, l'apprendere le lingue in didattica digitale integrata. Lascio la parola alle due colleghe e raccomandando anche alle persone che ci ascoltano, a tutti i colleghi che ci ascoltano, di inviare delle domande alla regia che poi le trasferirà alle due colleghe che stanno facendo la relazione. Ci vedremo nel pomeriggio ancora perché poi riprenderemo le nostre attività. Vi ringrazio molto perché questa proposta formativa sta avendo un grandissimo successo e questo è molto importante, molto interessante, vuol dire che se troviamo le forme giuste e gli argomenti giusti i nostri colleghi sono ancora molto interessati, molto coinvolti nella innovazione didattica e metodologica. La frontiera che ci attende del cambiamento non è semplice, ma con tutti questi incontri, con tutti questi approfondimenti, io credo che la scuola riuscirà ancora una volta a dare un segnale di grande forza, di grande energia al Paese. Grazie della vostra presenza. La parola all'ispettrice collega Laura Donà. Prego. Benissimo, grazie dottor Quaglia della ottima presentazione e soprattutto di questa regia interessante per la formazione del personale docente. Io sarò breve perché poi la parola la passo alla professoressa Favino. Abbiamo pensato come ufficio scolastico regionale di dedicare appunto un webinar a questo tema, apprendere le lingue con la didattica digitale integrata, considerato che in questi mesi, prima con il lockdown del periodo primaverile e oggi con la seconda ondata, come si suol dire, abbiamo la necessità di mantenere alto il livello delle competenze di apprendimento degli studenti con modalità che non sono più della presenza. Ci auguriamo ovviamente che questo periodo della mancata presenza sia breve, ma nel caso possa, come dire, proseguire una forma di presenza, ci portiamo dietro delle competenze digitali che tutto sommato si stanno rivelando anche una risorsa, perché per esempio questi eventi, quando avevamo Job Orienta in presenza, non avevano questo numero di partecipanti, il che significa che alcune attività a distanza possono effettivamente essere una nuova frontiera di incontro e di informazione. Allora, Francesca Favino, che con me in ufficio scolastico si occupa di lingue e non solo, di progetti europei e di reti di scuole che gestiscono label come il progetto Certilingua, ha messo insieme alcune informazioni di carattere istituzionale, quindi vedete alcune normative di riferimento per la didattica digitale integrata e soprattutto una serie di risorse digitali per poter realizzare l'apprendimento delle lingue. Io lascerei subito la parola a lei perché vogliamo cercare di chiudere invece che alle 13:30, alle 13:15 il webinar. Come vi dicevamo prima, lo diceva il dottor Quaglia, se ci sono domande, richieste di chiarimenti, ci sarà un'ultima slide con le mail della professoressa Favino e dell'ufficio alle quali eventualmente rivolgere domande specifiche, se non siamo in grado con i tempi oggi di rispondere alle vostre innumerevoli, che però vi invitiamo a segnare nella chat perché ci verranno passate. Allora, professoressa Favino, a lei la condivisione dello schermo per la presentazione del materiale. Grazie mille, dottoressa Donà, per questa presentazione, questa introduzione ai lavori. Io sono Francesca Favino, sono la referente Erasmus dell'USR Veneto e mi occupo anche appunto del piano lingue, di eTwinning e di Certilingua. Ho pensato di approfondire le domande più comuni che riceviamo noi all'ufficio scolastico regionale per quanto riguarda appunto la didattica delle lingue in didattica digitale integrata e in didattica a distanza. Per esempio, quali sono i documenti di riferimento per l'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere?
quali sono gli strumenti e le metodologie più efficaci per l'apprendimento della lingua in blended learning. È possibile imparare una lingua straniera anche se non posso viaggiare all'estero? È possibile collaborare con una classe straniera a distanza? È possibile prepararsi e conseguire una certificazione linguistica senza spostarsi da casa, e sappiamo quanto sono importanti dal punto di vista della carriera, del lavoro, anche per il proseguimento degli studi. Francesca, mi scusi, aumenti il Sì, volume se riesce. provo a vedere se riesco. Mi sento un po' meglio? Sì, sì, va meglio. Ok, perfetto. Allora provo a tenere più alto il volume. E chiaramente quando si parla di lingue, il primo documento a cui bisogna fare riferimento è il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, appunto, che è stato pubblicato nel 2001 e poi è stato integrato recentemente dal Companion Volume nel 2018, che aveva nuovi descrittori soprattutto per quanto attiene appunto all'interazione e alla mediazione online. Da questo documento poi è partito un progetto pilota dell'Indire che è stato presentato in una videoconferenza questo luglio in cui varie scuole provavano appunto a mettere in pratica, a utilizzare i nuovi descrittori nelle classi e sono state presentate appunto le risultanze delle scuole. Sempre per quanto riguarda il quadro comune europeo di riferimento, sappiamo che utilizza 6 livelli di descrittori positivi di azione, quindi I can do, sono in grado, riesco a fare qualcosa, per ciascuna delle abilità linguistiche specifiche. I livelli vanno dalla 1, che è il più basso, al C2, che è il livello più alto, che è quello di padronanza o mastery. Nel quadro comune c'è una netta distinzione fra l'interazione scritta e l'interazione orale. Questo problema, diciamo questo limite, si vede bene nei descrittori. Eccoli qua, ne ho messi due così, per esempio, che chiaramente gli insegnanti conosceranno benissimo. L'interazione scritta generica, ho tenuto presenti i livelli B1 e B2 che sono quelli in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado, B1 per quanto riguarda gli istituti professionali, B2 per quanto riguarda i licei, gli istituti tecnici. Quindi vedete a livello B1 più semplice può fornire delle informazioni, delle idee, sia su argomenti astratti che concreti. A livello B2 più alto può esprimere delle notizie, delle sue visioni efficacemente in maniera scritta, nello scritto. Per quanto riguarda l'interazione parlata, orale, a livello B2 può usare il linguaggio in maniera fluente, in maniera accurata, in maniera efficace su una vasta gamma di argomenti generali, accademici oppure professionali, può interagire con un grado di fluency e di spontaneità che rende questa interazione regolare e delle relazioni sostenute anche con i parlanti di madrelingua. Ho messo anche i descrittori per fare un esempio appunto di come sia un po' a blocchi, diciamo, questi descrittori del quadro comune di riferimento europeo, anche per quanto riguarda la listening e la reading comprehension, quindi la comprensione del parlato, la comprensione dello scritto, sempre descrittori generali per le abilità di ricezione orale e scritta, sempre molto a blocchi separati. Questa normativa, questo quadro comune, questi livelli del quadro comune europeo sono quelli che poi sono stati assimilati e presi per quanto riguarda le prove invalsi. Se vedete, riporta le prove invalsi, la griglia di valutazione delle prove invalsi che dovevano partire per la lingua inglese l'anno scorso e purtroppo a causa della pandemia non sono partite, ma ci saranno quest'anno, speriamo a marzo, sono già state fissate le date. Vedete appunto come la griglia di valutazione degli invasi si rifaccia proprio al quadro comune con questa separazione, diciamo, tra scritto e parlato. Per gli invasi sono previste soltanto le comprensioni dello scritto, le comprensioni del parlato a livello fatte col computer, quindi computer based, e si rifanno chiaramente alle abilità del quadro comune, però che sono state diciamo, riviste in base a quelle che sono le normative italiane e quindi
le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali e chiaramente le linee guida per i percorsi liceali. Francesca, la regia mi scrive che si vede poco, forse ha condiviso solo una finestra invece che schermo intero? Sì, ho condiviso solo una finestra, non si vede Provi bene. a condividere schermo intero, Proviamo, va parti bene, partì. proviamo, Vero? ma se no è uguale, va bene, è lo stesso, va bene. Va bene lo stesso? Sì, sì, va bene, va bene. Va bene? Ok, allora Sì, sì, proceda. procedete. Va bene, ok. Ehm, il Companion Volume del 2018 dà maggior peso all'interazione con l'introduzione dei descrittori per l'interazione online, quindi senza questa netta distinzione tra lo scritto e il parlato che avevamo nel quadro comune di riferimento. C'è inoltre l'introduzione di nuovi descrittori anche per la mediazione online. Ho messo alcuni esempi, vedete le parti in blu sono quelle riferite al vecchio quadro comune di riferimento, le parti in nero invece sono quelle nuove. Quindi vedete per le parti per il livello B2 can use appropriate technical terminology when discussing his or her area of specialization without a specialist, quindi può utilizzare una terminologia tecnica e appropriata quando discute con altri specialisti sulla sua area di specializzazione, appunto. Per il livello B1 che è più basso, can follow argumentations and discussion on a familiar or predictable topic, quindi può seguire una discussione, un'argomentazione su un argomento familiare o prevedibile, purché gli siano fornite delle possibilità di chiedere chiarimenti. Quindi sono dei descrittori che sono particolarmente utili e importanti per le lezioni online, per la didattica digitale integrata, perché il focus è proprio sulla capacità di seguire una discussione online, sulla partecipazione, dalla necessità di riformulazioni e chiarimenti, alla comprensione dei punti di maggior rilevanza, alla capacità di seguire un dibattito animato. Qui ho messo un altro descrittore, sempre preso dal Companion Volume, che è il Goal Oriented Online Transactions and Collaboration, quindi la collaborazione e le transazioni online che hanno uno scopo specifico. Vedete che questo descrittore è tutto in nero, quindi è completamente nuovo rispetto al quadro comune. E ho messo il livello B2, quindi può prendere un ruolo di leader all'interno di un lavoro collaborativo, può impegnarsi in una transazione oppure in un lavoro collaborativo online, può collaborare online con un gruppo che sta lavorando su un progetto. Questo chiaramente è molto importante per la didattica a distanza. Questo descrittore quindi si concentra tra l'altro sulla partecipazione a project work collaborativi e sul risolvere problemi di comunicazione a distanza. Per quanto riguarda la normativa italiana, ho fatto chiaramente riferimento alla linea guida per la DDI di cui è il decreto ministeriale 89 del 7 luglio 2020, che dice che la lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari, nonché di capovolgere la struttura della lezione da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata, si fa riferimento ad esempio alla didattica breve, all'apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate, quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari trasversali oltre che all'acquisizione di abilità e conoscenze. Per quanto riguarda la didattica delle lingue integrata, chiaramente il CLIL è molto importante. Il CLIL è il Content and Language Integrated Learning, ovvero la didattica di una disciplina non linguistica in lingua veicolare, in una lingua straniera. Qual è la normativa di riferimento sul CLIL? Chiaramente si parte dalla legge 53 del 2003 che ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e poi i regolamenti attuativi del 2010 che hanno introdotto questo tipo di insegnamento nella scuola. Poi c'è il decreto direttoriale numero 6 del 16 aprile 2012 che stabilisce il profilo del docente CLIL che deve aver frequentato un corso metodologico universitario da 20 crediti e possedere una competenza linguistica almeno di livello C1.
La legge 107 del 2015, cosiddetta Buona Scuola, articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning. La nota ministeriale 4969 del 25 luglio 2014, recante l'avvio in ordinamento dell'insegnamento CLIL, stabilisce che i docenti di discipline non linguistiche e i docenti di lingua straniera possono lavorare insieme creando percorsi interdisciplinari come CLIL Team, perché chiaramente i docenti formati per utilizzare la metodologia CLIL come disciplina non linguistica, i docenti di disciplina non linguistica non sono moltissimi, quindi è possibile creare questi CLIL Team all'interno delle scuole in cui docenti di lingua e docenti di discipline non linguistiche collaborano per queste UTA, diciamo, queste unità di apprendimento interdisciplinari. E infine il piano della formazione di docenti 2016-2019, che è il punto 4.4, che riguarda le competenze in lingua straniera, evidenzia che i percorsi di metodologia CLIL sono fondamentali per attuare pienamente quanto prescritto dai regolamenti del 2010 e per ampliare l'offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Quindi il CLIL è aperto a tutti gli ordini di scuola. Quindi da quanto abbiamo detto risulta evidente che per una didattica digitale integrata delle lingue efficace è necessario integrare il quadro comune di riferimento europeo per le lingue con tutti i suoi vari livelli e descrittori, gli aspetti relazionali, interazione, collaborazione, cooperazione, che giocano un ruolo fondamentale nell'insegnamento e apprendimento delle lingue online, e l'utilizzo di metodologie innovative e di materiali autentici che siano ambienti, canali, tool, applicazioni per l'interazione online. Quali sono gli strumenti più efficaci per l'apprendimento delle lingue online? Ad esempio, io chiaramente la mia non vuole essere una presentazione esaustiva, ho messo solo alcuni degli strumenti che possono essere più efficaci, che possono dare una resa migliore. Ad esempio, per potenziare le abilità di ascolto c'è lyricstraining.com, che è una piattaforma che permette di ascoltare le canzoni attuali. Io ho fatto un fermo immagine, ad esempio, su Dance Monkey, che è una canzone molto ascoltata, diciamo, ultimamente, e giocare con le canzoni. Si ascolta la canzone online e bisogna trascrivere il testo della canzone. Se uno non trascrive in tempo, diciamo, non riesce a trascrivere tutte le parole, la musica si blocca e vengono dati vari aiuti a seconda che uno scelga beginner, intermediate, advanced o expert. Quindi a seconda del livello viene aumentato il numero di parole in una specie di close test che uno deve inserire online. Chiaramente non è solo per l'inglese, ma le canzoni sono disponibili in tutte le lingue europee ed è possibile appunto scegliere da questa finestrella in alto. Oppure, per quanto riguarda solo l'ascolto, ci sono i podcast che sono disponibili anche questi in tutte le lingue, sono scaricabili gratuitamente sul cellulare, sono utilizzabili in autonomia e anche nel tempo casa, non solo nel tempo di connessione didattica online. Per potenziare le abilità di lettura, anche questo in tutte le lingue, è presente l'Internet Archive Open Library, da cui si possono scaricare gratuitamente i classici di tutte le lingue. Uno può scaricarsi il PDF e leggerselo tranquillamente offline. È molto importante questa possibilità della lettura anche in maniera non collegata, perché mantiene l'esposizione alla lingua anche per superare, diciamo, il digital divide creato dal lockdown, perché non tutti, abbiamo visto, hanno la disponibilità della banda, della linea costantemente. Un altro strumento molto efficace per l'apprendimento delle lingue è sia per potenziare la produzione orale, per incrementare il vocabolario e per studiare le regole grammaticali, è Anki. Anki o Enki, a seconda di come lo pronunciate, utilizza mazzi di flashcard che possono essere creati anche in maniera collaborativa dalla classe e le ripresenta a intervalli intelligenti con una ripetizione dilazionata
per massimizzare l'efficacia della memorizzazione. Si può usare queste flashcard, si possono usare sul computer, sul tablet o sul cellulare, quindi si possono ripassare quando si vuole. La cosa bella è proprio la creazione delle card, perché richiede una ricerca, quindi un web quest dei materiali online e quindi una valutazione di quali sono i materiali più efficaci, più utili all'interno del proprio apprendimento. Funziona la ripetizione spaziata temporale, su cui si basa Anki, è basata sulle ricerche che sono partite ancora da una psicopedagogista tedesco, Leitner, e si basa appunto sull'idea della curva dell'oblio, cioè l'efficacia del ricordo, vedete sulla curva delle scisse, ehm, diciamo, scende col tempo, a mano che il tempo passa. E quindi, diciamo, sì, le schede vengono ripresentate quando la curva sta per abbassarsi, quando uno tende a dimenticarsi. Questo sistema, l'algoritmo di Anki, ripresenta la scheda che uno, con il contenuto, diciamo, che uno sta per dimenticare. Le ripresenta automaticamente a seconda di quello che uno dice. No, questo vi mostro la scheda sulla pagina seguente, così si capisce meglio. Vedete, questa è una scheda Anki. Quando viene presentata sul cellulare o sul computer potete dire me la ricordavo, quindi premere sul tasto good, ok, e ve la ripresenta, allora vedete sopra, dopo 10 ore. Oppure era facile, questa è una cosa che mi ricordo, sul tasto easy, allora ve la ripresenta dopo 4 giorni. Per easy, allora ve la ripresenta in un tempo più lungo, quindi dopo 7 giorni. Oppure se dite fammela rivedere presto, soon ve la ripresenta dopo poche ore. Quindi con questo strumento è possibile memorizzare, far passare dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine anche argomenti, come vedete ad esempio al caso della lingua giapponese, molto ostici. Questa app Anki si può integrare con SUBS2 SRS, SourceForge.net. Questa app permette di creare automaticamente flashcard in base ai tuoi film o serie TV preferite in lingua straniera per aiutarti a impararla. Questa app scansiona automaticamente i sottotitoli, estrae i dialoghi, genera audio, immagini e videoclip per ogni frase. Quindi crea una scheda automaticamente che poi ti ripropone nel tempo a seconda che tu ti ricordi o meno i contenuti. Un altro strumento molto efficace per l'apprendimento delle lingue online è Forvo, soprattutto per quanto riguarda appunto la pronuncia, perché è un database di migliaia di lingue, quindi qualunque lingua, con registrazioni dei parlanti madrelingua di varie parole. Quindi è possibile cercare la pronuncia di qualsiasi parola in centinaia di lingue con la registrazione che è gratuita e si può anche scaricare la pronuncia in un file MP3 e integrarla nella scheda Anki, per cui si ha l'immagine che uno si è scelto per memorizzare quel certo contenuto, concetto, frase o argomento grammaticale e anche la pronuncia, come viene pronunciata quella parola da un parlante madrelingua. Una metodologia estremamente efficace, l'abbiamo vista anche citata nel documento del Ministero, è proprio il debate online. E ho messo qui un esempio, ma ci sono tantissimi siti che propongono il debate online, che è quello dell'Online Model United Nations. Quindi sia come classe, come gruppo classe o come gruppo di interesse, si può trovare un debate che vi interessa, registrarsi, aspettare 72 ore e poi controllare la pagina per vedere quale nazione è stata assegnata, fare una ricerca, quindi web quest e prepararsi per il debate, fare una prova di parlato, quindi vedere chi deve dire che cosa, chi deve presentare i vari argomenti pro o contro, e poi fare proprio il dibattito online su Zoom con un centinaio di delegati di tutto il mondo riguardo a un argomento di attualità. Io vi ho messo qui un esempio, questo è un debate che è ancora aperto, Ending Malnutrition,
che si farà online il 28 novembre. Ci si può registrare come classe e poi prepararsi appunto ai dibattiti. A ogni persona, a ogni gruppo che si è iscritto, e naturalmente l'iscrizione è gratuita, viene assegnato un paese del mondo. Quindi c'è proprio un passaggio, un'empatia particolare perché ci si mette nei panni di un'altra, di una delegazione di un paese che non è il nostro. E quindi si dibattono gli argomenti pro a favore per, in questo caso, mettere fine alla fame del mondo. Come fare per mettere fine alla fame del mondo? Un altro strumento che vi presento, che è uno strumento eccezionale per lo sviluppo del pensiero critico e per prepararsi al debate o anche comunque valutare varie posizioni pro o contro, è Chialo Edu. Chialo Edu è una piattaforma gratuita per gli insegnanti e per le classi, dove appunto gli insegnanti possono inserire un argomento su cui vogliono lavorare con la classe. Ad esempio, qui c'è All countries should be ruled by democracy. Tutti i paesi dovrebbero essere governati da una democrazia. E iscrivendo i propri studenti è possibile far partecipare al dibattito online tutti quanti. Vedete che qui ci sono dei blocchi di accesso perché con questo sistema di iscrizione da parte dell'insegnante solo gli studenti possono partecipare o chi ha il link per accedere può partecipare, quindi vengono fermati i vari troll che si potrebbero inserire a sproposito nella discussione. Da questa discussione che vedete in alto con uno schema ad albero, Chialo genera anche poi una tassonomia che vedete dei vari interventi, per cui si può vedere quanti argomenti ci sono pro in verde o contro un certo argomento. Io vi ho messo ad esempio un dibattito su Cartesio, il dualismo mente e corpo, e ognuno degli studenti può intervenire. Chiaramente si può fare in italiano, ma si può fare anche in lingua straniera sugli argomenti più disparati. Quindi qui c'è il CLIL, c'è l'interdisciplinarietà, c'è l'uso della lingua in una situazione realistica di discussione di argomenti realistici, filosofici, storici, eccetera. Un altro strumento molto efficace per l'apprendimento della lingua online è il Project-Based Learning o Task-Based Learning, che parte da una domanda, una sfida motivante posta agli studenti, stimola l'interesse per la conoscenza, provoca la ricerca e l'innovazione con un uso mirato delle tecnologie, favorisce lo sviluppo delle competenze chiave, rende protagonisti gli studenti ponendoli davanti a problemi reali, consente un continuo feedback, una revisione e un adattamento dei contenuti e porta alla produzione di un prodotto finale che è condiviso, dove però il focus non è sul prodotto, non è tanto riuscire a arrivare alla fine, ma il processo, come si è arrivati, quanto gli studenti hanno collaborato, quanto sono stati coinvolti in questo progetto. Un esempio di Project-Based Learning è il giornale pubblicato in lingua straniera con l'app che si chiama MadMags. MadMags è un sito francese che propone vari format di magazine online. Quello modern, diciamo, è gratuito e se ne possono creare quanti si vuole, quindi si può lavorare anche con varie classi su magazine diversi. Ad esempio, scegliendo l'argomento del magazine su un Padlet, che è una bacheca dove si possono condividere video o vari testi, immagini e quant'altro, oppure su un foglio Drive condiviso, quindi c'è una co-creazione, una co-scelta dell'argomento che si andrà a sviluppare. Poi c'è la suddivisione in gruppi come se fosse una vera redazione, in base alle attitudini degli studenti e ai loro interessi. Poi gli studenti ricercheranno le app più utili, per esempio per la foto e il video editing, per l'impaginazione,
per approfondire lo studio sulle fake news, per esempio, sulla privacy, sul copyright, scegliere le immagini, ad esempio, posso utilizzarle, è un'immagine Creative Commons, cioè può essere condivisa semplicemente dicendo da dove l'ho presa, oppure è coperta da copyright. Chiaramente questo è tutto un lavoro che sviluppa l'autonomia degli studenti e sviluppa il pensiero critico, il problem solving, la collaborazione, imparare a imparare e tutte le altre competenze chiave trasversali che sono rinforzate da questo lavoro di squadra. C'è chiaramente anche un aumento della motivazione grazie al coinvolgimento diretto nel processo di creazione di questo prodotto. Le griglie di osservazione e di valutazione possono essere co-create e condivise, può essere attuata una peer-to-peer evaluation, chiaramente ci si può controllare, valutare, aiutare tra pari, dove appunto la valutazione formativa può essere fatta in maniera meno stressante. E poi c'è la pubblicazione del magazine, che dà chiaramente riconoscimento e visibilità a tutto il percorso fatto dagli studenti. Un'altra domanda che avevo posto all'inizio del nostro viaggio sulle lingue in DDI è possibile imparare una lingua straniera anche se non posso viaggiare all'estero e sappiamo che adesso non è possibile. Ci sono molti corsi di lingua completi online che anche gli insegnanti possono utilizzare per ritagliare dei brevi video e integrarli anche con esercizi o quant'altro, ad esempio BBC Bite Size, che crea dei brevissimi video su argomenti di attualità in inglese. C'è British Council Teams che ha proprio vari corsi e vari approfondimenti sulle varie abilità linguistiche in inglese ai vari livelli, naturalmente gratuiti. Per il tedesco c'è Deutsche Welle, anche questo per tutti i livelli di competenza del quadro comune europeo e per vari argomenti ha interi corsi disponibili gratuitamente online. Poi ci sono le app che utilizzano il sistema della ripetizione spaziata temporale come Memrise, anche queste gratuite, in cui si possono scegliere tranquillamente 11 lingue su cui fare il proprio percorso di apprendimento e che anche questi possono essere integrati nella didattica digitale. C'è Duolingo, anche questo gratuito, che ha migliaia di corsi di lingua disponibili per livelli, per lingua, eccetera. E poi ci sono i corsi su YouTube, anche i video di YouTube è possibile ritagliarli con un video editing e ritagliare solo le parti che interessano all'insegnante, la parte di approfondimento linguistico, dell'abilità, competenza che si vuole andare a migliorare e utilizzarli a didattica digitale integrata. Un'altra domanda: è possibile collaborare con una classe straniera a distanza in questo periodo in cui non si può viaggiare? Abbiamo visto che tutti i progetti Erasmus sono stati posticipati, è stata posticipata la chiusura proprio perché in questo momento non è possibile più portare a termine, diciamo, le mobilità che erano state finanziate e previste. Sì, è possibile utilizzando i Twinny. Twinny è la piattaforma che fa parte del progetto Erasmus del 2013, è nata nel 2005 su iniziativa della Commissione europea, conta ad oggi oltre 800.000 insegnanti in Europa iscritti, in Italia sono 80.000, oltre 80.000. È possibile creare dei gemellaggi virtuali tra classi, sia tra classi di scuole diverse in Italia. Nel periodo di pandemia era stata data la possibilità anche di creare progetti all'interno della scuola o all'interno di una stessa classe, addirittura per far lavorare tutto il consiglio di classe su delle unità di apprendimento interdisciplinari online. È chiaramente anche una comunità di pratiche e per la formazione dei docenti, non a caso è inserita nella piattaforma Indire per la formazione dei docenti neoassunti. Come si lavora con i Twinny? Chiaramente si visita il portale, che è questo, è twinning.net, si cercano le informazioni, le idee, gli esempi, le risorse che sono disponibili gratuitamente a tutti gli iscritti, ci si registra sul portale, la registrazione viene controllata dall'Agenzia Nazionale Twinning che si trova presso Indire a Firenze e chiaramente loro fanno un controllo incrociato tra il nome dell'insegnante e la scuola in cui dice di lavorare e solo
effettivamente gli insegnanti possono entrare in eTwinning e loro possono poi eventualmente iscrivere i loro studenti in modo che le classi comincino a collaborare in uno spazio virtuale in cui si può chattare, si possono condividere video e qualunque tipo di contenuto digitale che si chiama TwinSpace. Chiaramente quando si trova un partner tramite il proprio portale, il proprio desktop, bisogna richiedere di far partire il partenariato all'Agenzia Nazionale che dopo qualche giorno consente l'accesso, dall'avvio e quindi si può cominciare a collaborare online integrando tutti gli strumenti che abbiamo visto prima e anche altri chiaramente. Io ho fatto un esempio di collaborazione a distanza fra varie classi, classi italiane e francesi. In questo caso, qui c'è una escape room, si chiama, e quindi è una ricerca di vari clues, di vari indizi all'interno di un'immagine che può essere resa interattiva con questa app che si chiama Genially. Ogni link che vedete qui in viola si apre e porta un indizio che i ragazzi devono risolvere in maniera collaborativa. È chiaro che per le classi più piccoli, dei più piccoli, gli indizi, eccetera, in lingua straniera li può fare l'insegnante. Mentre per le classi più grandi può essere che gli studenti stessi creino le loro escape room e poi creino una sfida fra classi di scuole di nazioni diverse per vedere chi riesce a risolvere tutti gli indizi e a uscire da questa escape room per primo. L'app con cui si possono fare appunto questi indizi è questa qui, learningapps.com, una delle varie, diciamo. Un'altra domanda possibile in questo periodo: è possibile prepararsi a conseguire una certificazione linguistica senza spostarsi da casa? Ci sono degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero che propongono il test online. Chiaramente sono enti certificatori che hanno i requisiti di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 2012 e che fanno parte della lista che viene costantemente aggiornata dal Ministero. L'ultimo aggiornamento è il decreto del capo dipartimento numero 550 del 2020. Quali sono questi enti certificatori che al momento, è chiaro che la situazione è in evoluzione, al momento quelli di cui abbiamo notizia sono questi. Cambridge English propone un esame online che si chiama Lingua Skill, che fa uso dell'intelligenza artificiale per adattare le domande a seconda delle risposte che vengono date dallo studente, dal candidato. Trovate il link e tutte le informazioni a International House Italia, che è diciamo l'ente, l'agenzia che propone questo test per il nord Italia. ETS, Educational Testing System, poi propone il TOEFL e il TOEIC online. Il TOEFL sappiamo che è una certificazione che viene richiesta se uno vuole andare a studiare negli Stati Uniti, in Canada, in Australia. Il TOEIC è soprattutto valuta, diciamo, le competenze comunicative. Anche per questo potete trovare tutte le informazioni su ets.org. Gatehouse Awards poi propone il Classic ESOL, che è un esame di tipo accademico di livello C1 online. Anche qui trovate le informazioni su gatehouseawards.org. British Institute ha creato vari esami ESOL online che potete trovare anche questi sul loro sito. Trinity propone la certificazione delle competenze orali in modalità online e quindi il GISE online e l'ISE Oral Skills. Anche qui trovate tutte le informazioni sul sito. Poi ci sono le lingue meno comuni, diciamo, forse per gli italiani, ma molto diffuse. Quindi la Ban Confucio Institute propone la KSK online, completamente online per tutti i livelli, per tutte le abilità.
e anche l'Università di San Pietroburgo propone per il russo il TOEFL completamente online per tutti i livelli, per tutte le abilità. E potete trovare tutte le informazioni ai link che poi vi lascerò. Dopo la certificazione, cosa è possibile fare? È possibile partecipare a un label di eccellenza per le competenze plurilingue internazionali, specialmente se in questo periodo siamo riusciti a ottenere almeno 2 certificazioni di livello B2, a sviluppare le nostre competenze in modalità internazionali plurilingue, anche a distanza, ad attivare dei percorsi di CLIL che arrivino ad almeno 70 ore nell'ultimo triennio, i ragazzi possono partecipare a questa selezione per ottenere un label di eccellenza che viene riconosciuto da varie università a livello europeo, perché appunto è gestito, c'è una conferenza, diciamo, che lo gestisce a livello europeo con rappresentanti dei Paesi membri, con i vari decisori dell'università, con il gruppo di pilotaggio internazionale. I Paesi membri si incontrano una volta all'anno perché si fanno garanti delle decisioni prese per chi riceve questo attestato, controllano la qualità e le scuole offrono opportunità di apprendimento secondo le decisioni deliberate a livello internazionale e conferiscono l'attestato certilingua agli studenti, chiaramente lo consegnano. Qual è la struttura organizzativa italiana di Certilingue? C'è un Comitato Nazionale di Valutazione e Validazione che si trova presso il Ministero, che valuta e valida le candidature che noi come USR spediamo ogni anno e rilasciano appunto gli attestati agli USR. Gli uffici scolastici regionali hanno il loro referente regionale, che in questo caso per noi è la dottoressa Donà, raccolgono e valutano le candidature, collaborano con i referenti degli ambiti territoriali del DUAT. Le scuole sono organizzate in reti regionali, la nostra rete regionale conta 16 scuole al momento ed è coordinata dall'Istituto Pietro Scalcerle di Padova, nomina dei referenti di scuola, quindi in ogni scuola c'è un referente, un docente, che può essere di lingue ma può essere anche di altre discipline, che segue il percorso Certilingua all'interno della scuola e forma gli studenti per l'inoltro e inoltre le candidature per questi studenti che hanno finito questo percorso all'USR. Le scuole Certilingua offrono un insegnamento di 2 o più lingue straniere moderne fino all'ultimo anno di scuola di secondo grado. Offrono corsi bilingue CLIL o EMIL in 1 o più discipline non linguistiche con almeno 70 ore di lezione negli ultimi 2 anni, oppure 140 ore negli ultimi 4 anni della scuola secondaria di secondo grado, e danno ulteriori offerte formative su tematiche europee e internazionali utili come punto di partenza per progetti faccia a faccia che gli studenti possono completare anche online. Gli studenti Certilingua sono tenuti a documentare le loro competenze in almeno 2 lingue straniere a livello B2 o superiore del quadro comune di riferimento. Sono tenuti a documentare la propria partecipazione attiva a almeno un corso bilingue per almeno 70 ore o 140 negli ultimi 4 anni. Sono tenuti a documentare le proprie competenze di cittadinanza europea e internazionali acquisite in attività curricolari e progetti di successo faccia a faccia anche online. Questo attestato di eccellenza, vi dicevo, appunto è riconosciuto da molte università a livello europeo, tra cui l'Università Statale di Milano e l'Università di Bologna. Io ho concluso la mia presentazione, lascio lo spazio alle domande o alla dottoressa Donà se vuole commentare. Bene, grazie Francesca. Io faccio 2 recuperi informativi e poi lasciamo questa slide perché vedono appunto il sito e la mail a cui eventualmente inviare delle richieste più specifiche. Ci sono 3 domande che dopo le lancio. Prima di leggere le domande direi che quindi voi docenti che ci state seguendo, mi risulta che siete circa 71-72, avete colto, grazie
grazie alla professoressa Favino, quante siano le risorse, lei ve ne ha dato solo un micro esempio, per poter realizzare ugualmente l'apprendimento delle competenze linguistiche a distanza. Dico questo perché molti docenti di lingua ci fanno arrivare da parte dei dirigenti con i quali noi ispettori abbiamo più contatti, che qualcuno dice: ah, ma la lingua se non viene appresa in aula, in presenza, non si apprende bene. In realtà è ben vero per tutte le discipline che la presenza è fondamentale, ma direi che nel caso dell'apprendimento delle lingue, tutte le risorse che Francesca Favino ha mostrato sono in realtà invece strumenti interessanti che anche in presenza i docenti dovrebbero utilizzare come veicolo per meglio, diciamo, o fissare nella memoria a lungo termine a proposito, ovvero di quella app, o comunque le competenze linguistiche o le strutture che si vanno a diciamo costruire in presenza. Molto interessante anche quelle risorse che permettono di assegnare attività in asincrono come la lettura di testi, perché ricordiamo che nella didattica digitale integrata si prevede una forma ridotta di attività in sincrono e una compensazione delle ore non svolte in sincrono in asincrono, e questo genere tra l'altro di proposta potrebbe tornare utile anche nella personalizzazione degli apprendimenti per i soggetti BES, per i DSA, per studenti che qualche volta per malattie temporanee, lasciamo perdere in questo momento la pandemia, possono non frequentare le lezioni. Quindi la didattica digitale integrata, di fatto, mettendo insieme tutta questa messe di possibilità, fornisce a voi docenti una complessità progettuale, però una serie di risorse aggiuntive. Aggiungo un'ultima considerazione su Certilingue, perché noi in Veneto, se ci sono anche docenti di altre regioni, abbiamo iniziato fin da subito questa partnership con prima l'USR Lombardia che l'aveva veicolato e poi con i paesi europei che non sono moltissimi, sono una decina, che appunto sono consociati per questo label, e questo label fornisce a trascinamento nelle scuole che lo utilizzano un miglioramento qualitativo dell'apprendimento delle lingue, anche perché c'è una parte sulla quale la professoressa Favino si è soffermata un po' meno, perché oggi trattavamo la didattica digitale integrata, che è quella delle competenze interculturali invece, no? Che sono un altro veicolo fondamentale per fissare le strutture linguistiche e l'apertura, diciamo, ad altre culture. Detto questo, Francesca, le lancio per lei 3 domande che vedo nella chat. Allora, una prima domanda alla quale lei di fatto aveva già risposto durante la presentazione, però se viene fatta forse si vuole un approfondimento, è come si può migliorare lo speaking non avendo nessuno con cui parlare o non vivendo in un paese estero. Alla domanda è già stata data una risposta, però come si sente di poter meglio, come dire, supportare questa richiesta? Allora, sì, ci sono varie app che registrano quello che uno dice Aumenti e si e... avvicini perché si sente meno la sua voce. Chiedo scusa. No, Ci no, no, sono magari varie che non app sia un che problema di microfono suo, boh, del computer, può sicura. darsi che l'output del microfono non sia No, si settato sente, abbastanza ma la alto. voce bassa, va bene. L'ho abbassato perché mi hanno detto nelle prove che era troppo alto, forse l'ho No, invece abbassato secondo me lo devi alzare un po', va bene. ecco. Vabbè, solo che adesso in collegamento non riesco a farlo, mi Vabbè, spiace. vabbè, allora rispondo alla domanda. Allora, ci sono varie app che permettono di registrare quello che si dice, e in inglese ovviamente o in altre lingue, e far vedere subito come uno parla in inglese, il livello di correttezza del parlato. Ad esempio, due che ho mostrato prima, Memrise e Duolingo, permettono ti mostrano una frase in lingua straniera sulla schermata e poi c'è un piccolo microfono dove tu clicchi e parli, provi a pronunciare quella frase.
Dopodiché chiudi, diciamo, la registrazione e l'app ti mostra subito dove devi migliorare la pronuncia. Quindi ti mostra i punti della frase dove tu hai sbagliato, devi provare e riprovare. Quindi ti ripropone la frase corretta e tu la ripeti finché non raggiungi il livello di correttezza voluto. Quindi Memrise e Duolingo senz'altro per iniziare. Quindi vedete che chi ha fatto questa domanda in realtà la dimensione, diciamo, della digitalità e possiamo dire quindi delle risorse sul web permette di comunque parlare e permette comunque di recuperare anche dei parlanti autentici, perché questo è l'altro problema, credo, no, della domanda, non vivendo in un paese estero, cioè uno viene meno esposto al parlante autentico. In realtà queste risorse, soprattutto il progetto eTwinning di cui parlava prima la professoressa Favino, permette ugualmente il contatto con parlanti autentici. Evidentemente nel progetto eTwinning è molto importante la scuola, cioè la scuola non potendo allacciare scambi culturali o stage o mini stage all'estero può attraverso questa rete che è gratuita e che ha una serie di risorse attivare partnership con scuole, con altri coetanei dove si può ottemperare o comunque superare o compensare la difficoltà della non presenza, perlomeno in questa fase, perché tra l'altro, vero Francesca, molti progetti e-twinning poi danno luogo a degli scambi culturali veri e propri, giusto? Certo, se si trova un partner con cui si lavora bene, è chiaro che poi si può migliorare, diciamo, il rapporto anche creando una mobilità all'estero, perché no? Anzi, è molto consigliato dall'agenzia Erasmus il fatto di creare i primi contatti tramite Twinny, vedere come si lavora insieme e poi presentare un progetto insieme proprio per incontrarsi in presenza e lavorare in presenza. Poi semmai torniamo dopo su eTwinning, visto che l'ufficio scolastico regionale, grazie a lei che è la referente regionale, avete fatto una quantità abbastanza elevata di formazione in questo periodo e c'è una parte dedicata del sito nostro, no, proprio a eTwinning. Ci torniamo dopo perché c'è un'altra domanda che volevo sottoporle, che ci sono corsi gratis per imparare meglio qualche lingua? Anche qui era stata data una risposta prima in una slide, però non so se Francesca vuole integrare. Sì, no, i corsi che ho messo nel slide sono quelli gratuiti che offrono un range di lingue più vasto possibile e che anche sono così interattivi che ti viene voglia proprio di guardare, di frequentare il corso perché ti danno dei reward, dei badge ogni volta che tu raggiungi un certo livello e poi ti fanno progredire in maniera totalmente gratuita, però coinvolgente, accattivante. Quindi sia Memrise che Duolingo sono validissimi e totalmente gratuiti e per qualsiasi lingua sia presente nella scuola italiana, quindi li consiglio senz'altro. Oltre chiaramente alle varie integrazioni, ci sono corsi su YouTube, certamente, però diciamo sono meno interattivi. Quello di YouTube guardi solo il video e basta. Invece Memrise e Duolingo ti chiede proprio di parlare, di completare delle frasi, di interagire col computer che ti dà un feedback immediato. Quindi tu vedi subito quanto stai migliorando e sei più motivato anche a continuare. Cioè, come se uno in pratica fosse in una scuola di lingue a pagamento, perché in genere le scuole di Esatto. lingue a pagamento all'estero ti danno poi la possibilità di entrare nei loro siti in area riservata per attività di questo tipo, mentre Francesca, questi siti sono gratuiti, quindi se ci sono anche degli studenti che per caso ci stanno ascoltando, avete la possibilità, ragazzi, da soli, quando anziché ascoltarvi solo la musica, di andare a consultare questi siti che vi permettono una maggiore, diciamo, implementazione della conoscenza delle lingue senza neanche spendere alcunché, ma avendo solamente davanti a voi il PC e queste risorse, giusto Francesca? Anche questo è Esatto, importante. perfetto. La musica tanto si ascolta normalmente, le cuffiette le vediamo sempre infilate nelle orecchie, invece che ascoltare solo la musica, mettete davanti a voi la musica e il video della canzone e provate a completare il testo e così imparate divertendovi.
Penso che anche i cantanti che non conoscono le lingue, che poi cantano in lingue diverse, facciano un po' così, perché poi Esatto. nella vita, no, professionale, talvolta qualche persona apprende la lingua in velocità strepitosa perché magari ha un'esigenza lavorativa specifica e come l'apprende attraverso queste risorse. Quindi questo discorso lo facciamo sia ai docenti sia ad eventuali studenti presenti perché c'è una domanda secondo me di una studentessa, penso, perché dice così, io a scuola studio inglese e spagnolo, quindi vuol dire che è una studentessa. Spagnolo lo so bene o male, l'inglese faccio un po' fatica ad apprendere. Allora, intanto, grazie a questa autentica domanda che ci fa solo che piacere. Allora, se lo spagnolo lo sa bene o male, no? Ma l'inglese fa un po' fatica, c'è per caso, Francesca, un suggerimento da dare? Quali sono i siti dove si può trovare una maggiore gradualità per arrivare come dire, ad arrivare alle proprie competenze piano piano a migliorare? Allora, consiglio, beh sì, oltre a quelli che ho già detto, è possibile impostare le lingue di partenza e di arrivo su Memrise o su Duolingo. Per esempio, puoi mettere come lingua di partenza invece dell'italiano lo spagnolo. Metti come lingua di partenza lo spagnolo, per cui tutte le spiegazioni ti vengono date in spagnolo. E poi metti come lingua target l'inglese. Per cui tu fai spagnolo, come se fosse una madrelingua spagnola, interagisci con il computer che ti spiega l'inglese. Oppure un'altra cosa che consiglio per imparare l'inglese, oltre alle canzoni che sono il top assoluto, secondo me, non mi ricordo più, sono impostare, se hai dei videogiochi, impostare i videogiochi in inglese. Solo in inglese, i giochi in cui che ti piacciono più, Grand Theft Auto, whatever, i giochi di interazione, Gamebox, eccetera, Xbox One, eccetera, le imposti come lingua con l'inglese. E siccome il gioco è interattivo, tu hai tanti canali che ti dicono cosa devi fare e che cosa dice quel personaggio o quell'istruzione in inglese, per cui tu utilizzi più canali per capire che cosa dice quella frase in inglese. Quando la ritrovi la volta dopo in un'altra situazione, in un altro livello, diciamo, del gioco, la impari. Questo Bene, può essere un suggerimento che do questo può per essere un imparare. suggerimento. Quando non si parte con una lingua, bisogna cercare altre strade, diciamo, per rendercela accattivante. E questa è una. L'altra è quella di sviluppare le schede Anki con la serie TV che ti piace di più. E lì, con quella app che ho detto prima, si scaricano tutti i dialoghi, ogni linea del dialogo diventa una scheda che ti viene riproposta dall'app anche sul tuo cellulare in maniera ripetitiva finché non la impari definitivamente. Direi che questo discorso proprio, no, di o poter cambiare la lingua nel device, come diceva lei, o quella di aprire a più possibilità in modo da andare a toccare le proprie competenze e così creare una memoria intelligente, no, diciamo, o della parola o della struttura linguistica, parliamo qui alla studentessa che ha fatto la domanda, ti aiuta intanto a motivare l'apprendimento della lingua e anche a memorizzare la struttura e la parola, no? Ok? E quindi tutte queste strategie date in questo caso dal web possono essere un ulteriore supporto alla fatica che invece puoi esprimere quando sei in presenza o in aula. Quindi questo discorso va anche esteso ai docenti che ci stanno seguendo perché l'utilizzo per esempio del laboratorio di informatica a scuola quando si tornerà in presenza o nella didattica digitale integrata, queste risorse vi permettono di sostenere le competenze linguistiche degli studenti e a proposito della centralità del soggetto che apprende piuttosto dell'insegnante che insegna, permette agli studenti di conquistare da soli certe strutture e noi sappiamo che quando vengono conquistate anche secondo il modello di apprendimento per prove ed errori in questo caso e di transfer cognitivo, questo genere di acquisizione di apprendimenti è più solida
perché rispetto alla curva dell'oblio, no, non va in oblio. Ecco, per cui sinceramente questo è l'obiettivo sul quale noi abbiamo un po' centrato questo piccolo webinar. Siccome siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora 4-5 minuti, volevo aggiungere questo: le slide che ha presentato la professoressa Favino le metteremo a disposizione sul nostro sito USR. Non so ancora se le mettiamo sull'infografica job o se le mettiamo sulla pagina lingue, li decideremo un po' con l'ufficio 2. In ogni caso, i docenti che ci stanno ascoltando o anche voi studenti, se vi interessano riprendere i siti e le diverse app che la professoressa Favino ha presentato, le trovate tutte là, perché siccome alcune domande chiedevano questo, o di riscrivere i siti eccetera, perché nella carrellata magari non erano stati appuntati, non preoccupatevi, voi entrerete sul sito www.istruzioneveneto.org.it .gov.it, ok? Magari la regia, se volete scriverlo nella chat, vedete voi, www.istruzioneveneto.gov.it, o alla pagina job o alla pagina lingue. Se poi entrate nella pagina lingue, meglio ancora, perché troverete le iniziative di e-twinning, che quindi la professoressa Favino ha già terminato tutti gli incontri di e-twinning o ne ha ancora alcuni? No, ce ne sono ancora alcuni in partenza. Oggi, questo pomeriggio, ce n'è uno proprio sulla didattica integrata, digitale integrata con e-twinning. Alle 4:30, basta visitare sempre il sito, si trovano tutti i link di collegamento, è possibile ancora iscriversi senza problemi. E poi ce n'è uno sulle escape room con le nostre bravissime Caterina Bastianello e Sara Terrassan, che presentano proprio come creare le escape room e giocare a fare gli investigatori con i twinning. E infine ce n'è un altro così a memoria non mi viene in mente, vabbè, ce n'è un altro sempre con Sara Terrasani e Caterina Bastianello il primo 10 dicembre che riguarda, non mi ricordo più, mi dispiace, non mi viene in mente. Vabbè, vede che la curva dell'oblio succede anche a Francesca, Esatto. ma in ogni caso, cioè questo lancio ai docenti presenti è per dirvi che tutte queste iniziative sono tutte a distanza e sono tutti apporti di approfondimento secondo la linea di questo webinar, cioè come apprendere le lingue con la didattica digitale integrata. Come vedete, se non avessimo avuto il lockdown e questa esponenziale necessità di utilizzare la videoconferenza e il sistema dell'apprendimento a distanza, probabilmente anche tutte le iniziative Twinning, che avevano sempre molto seguito da noi in Veneto, avrebbero avuto una valenza diversa. Oggi assumono una valenza molto più rilevante, proprio perché permettono a voi docenti di intanto aprire scambi con altre scuole rimanendo nelle proprie case e quindi senza contaminarci. E nella stessa situazione a voi studenti vi aiutano appunto a trovare strategie diversificate per arrivare alle competenze linguistiche. Chiedono, Francesca, se memrise.com sia a pagamento, perché alcuni dicono... Come? È gratuito. È completamente gratuito, quindi chi chiede questo si rassicuri che memrise.com è gratuito. Tutti i riferimenti che sono stati presentati dalla professoressa Favino sono gratuiti, giusto? Eccetto ovviamente gli enti certificatori, invece, che se svolgono le certificazioni online, sapete che gli enti certificatori hanno dei costi. Noi comunque abbiamo appena fatto proprio lunedì una formazione sul progetto, sul label Certilingua, dove abbiamo invitato 4 enti certificatori proprio a presentare la loro offerta, e quindi sulla pagina lingue presenteremo, perché stiamo raccogliendo ancora, no,
le slide dei diversi enti, troverete, speriamo in settimana, perché questa settimana siamo anche tutti presi per il Job Orienta con varie call e webinar, pubblicheremo anche questi materiali che ci sono stati presentati. Quindi questo ai docenti che sono presenti, perché un altro elemento sul quale vogliamo spendere gli ultimi minuti prima di chiudere è quello di non così sentirvi impediti dalla questione della mancanza di presenza, perché le certificazioni si possono fare ugualmente. E noi in Veneto sappiate che con il direttore generale a questa dimensione del mantenimento del livello almeno B2 per tutti gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado per l'apprendimento delle lingue ci teniamo particolarmente. Ecco, speriamo che la pandemia ci lasci, perché abbiamo in cantiere delle idee che adesso qui non sveliamo perché altrimenti non ci seguite più, ecco. A questo punto... Scusa, mi è venuto in mente l'argomento dell'ultimo webinar e-twinning, che è Twinning per la valutazione delle competenze, un approccio innovativo alla didattica dell'educazione civica. Il 1° e il 10 dicembre, quindi è un argomento molto attuale. Sì, allora ha fatto bene a ricordarlo. Bene. Allora Francesca, se vuole dare un cenno di saluto, possiamo chiudere, vero? Io sto parlando anche alla regia, che vi vedo, possiamo procedere alla chiusura. Vedo anche Martari, vero? Sei vicino a lei, e quindi un saluto, un saluto. Possiamo andare a chiudere, Francesca, un saluto di chiusura? Sì, un saluto a tutti, vi ringrazio per aver partecipato e naturalmente noi dell'Ufficio Scolastico Regionale siamo a disposizione per qualunque domanda all'indirizzo di posta che avete visto nell'ultima slide e che verrà condivisa dopo questo webinar. Grazie a tutti e arrivederci. Ma non ti vede lì? Benissimo, allora grazie a tutti voi, grazie per averci seguito, vi aspettiamo con gli apprendimenti delle lingue straniere in didattica digitale integrata, quindi ecco, e speriamo che così vi abbiamo dato un incoraggiamento a migliorare le vostre competenze linguistiche e didattiche. Bene, un saluto.